Amici di Directa Sport, un saluto da Mattia Renna e benvenuti a Cuscagliari Idolo. Mancano 7 giornate alla fine della regular season, ci sono punti importanti da andare a prendere da una parte per conquistare i playoff, dall'altra per l'obiettivo salvezza. Girapalla, il Cus va a sinistra, poi il lancio profondo, la testa di Baldussi, a rimbalzo l'Idolo, poi Mudu ad anticipare in qualche modo i giocatori di Arzana che escono a destra, adesso punta, rientra, calcia anche in porta! La prima parata è di Pillitu, la prima conclusione è dell'Idolo. Emili si protegge, non riesce a tenere il possesso, allora Balloi va a destra, Asunis, apertura da Siddu, adesso isolato, deve puntare Mudru. Punta Siddu, ora sul destro, tanto spazio, palla forte in mezzo da Perra! Para sul primo palo, Simone Salis con la coscia a Prieto. Non l'ha letta bene Salis che regala con il piede. E allora Siddu, per quella che potrebbe essere anche l'ultima palla, rientra sul sinistro, palla panoramica, Perra con la testa! La prende male. Puddu. Palla lenta da Siddu che si gira molto bene, adesso fa correre sulla parallela Daniel Asunis sul destro per puntare Doa, doppio passo, palla forte in mezzo, ci arriva Perra, la terza volta è quella buona, segna il ragazzo del 2005 con l'ottima uscita a destra, il Cuscagliari va avanti. La gamba di Prieto, a rimbalzo Perra, si gira e calcia sul palo. È una gran giocata ancora di Perra, questa volta da lontano, Ignazio Prieto. Allora Carboni, Cus un po' scoperto a destra, lo vede Carboni, trovato lì Raffaele Biscu. 6 contro 6, rientra, poi calcia sul sinistro. Pillitu. Adesso ha uno sbocco in Davide Doa, la alza in mezzo, Raffaele Biscu fa lo stop, vorrebbe ancora il rigore, non lo ottiene, poi Biscu col destro, è riuscito a riciclare l'occasione, Pillitu, para facile, Giammè rischia tanto, alla fine perde un brutto pallone, Serpi, apertura a destra da Siddu, si è sganciato ancora Asunis, palla buona per il 3, eccolo che arriva Asunis, palla in mezzo, Carboni e un replay del gol precedente, prima Perra, adesso Carboni, sempre l'assist di Daniel Asunis che arriva con la corsa a destra, viene servito molto bene da Siddu e riesce a fare male all'Idolo Arzana, il Cus allunga, è 2-0. 1, 2 e 3, i fischi di gatta, ma anche i punti per il Cuscagliari che dà ancora più solidità alla propria corsa playoff, finisce 2-0, i gol tutti nel secondo tempo